La squadra mobile della Questura di Reggio Calabria ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere e un fermo nei confronti di 7 persone ritenute affiliate alla cosca Caridi dell''Ndrangheta, alleata con quella dei Libri, che opera a Rione San Giorgio Extra della città calabrese. Tutti a vario titolo sono indagati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni e ai danneggiamenti, tra loro anche un consigliere comunale di centrodestra, Giuseppe Plutino. Continua l'allerta meteo in Calabria lanciata ieri dall'Arpacal. Mentre in Sila nevica con tormente e i primi fiocchi cominciano a vedersi anche a quote basse, in tutta la regione si stanno scatenando pioggia, freddo, con temperature in picchiata e vento forte. Inizia oggi infatti, giorno del solstizio, l'inverno meteorologico. Questo inverno rappresenta in meteorologia il quarto più freddo dell'anno nell'emisfero settentrionale, ovvero il periodo in cui la temperatura media è più bassa. Conferenza di presentazione al Comune di Reggio Calabria del concerto Fai la nota giusta, progetto culturale portato nella città dello Stretto da parte della Fondazione Operation Smile Italia, di cui il presidente è Santo Versace. L'evento, patrocinato dalla Regione Calabria e dagli enti locali, si terrà al Teatro Cilea di Reggio stasera alle 21 per una raccolta fondi che Operation Smile Italia utilizzerà per operare 200 bambini affetti da malformazioni facciali. Sarà una spesa di generosità in grande stile quella organizzata per il prossimo 23 dicembre dall'Associazione e Solidarietà di Crotone, in collaborazione con il Rotaract, il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e il Donegani. Il 23 dicembre, dall'apertura alla chiusura, i più grandi centri commerciali della città e del territorio saranno presidiati da volontari e studenti che raccoglieranno le donazioni di generi di prima necessità, che poi saranno distribuiti a famiglie bisognose e organizzazioni umanitarie.